Torna la pioggia sul Veneto e la provincia di Padova. Tornano anche piccoli e grandi disagi dovuti ad una gestione delle acque ancora da migliorare. Dopo i lunghi mesi siccitosi, da aprile 2023 si è visto un progressivo aumento delle precipitazioni, che in questi giorni di metà maggio sono diventate intense. I primi allagamenti sono toccati al territorio di Monselice. Via Cavallino, via Pernumia, via Savellon sono finite sott'acqua nella nottata di mercoledì 10. Ecco via Cavallino completamente sott'acqua. Siamo alle porte di Monselice e i residenti ci dicono: questa cosa avviene ogni volta che dopo un periodo siccitoso piove tanto e la strada immancabilmente finisce sott'acqua. Ma se nelle strade cittadine i disagi sono stati limitati, nelle campagne della Bassa la situazione è ben diversa. Con una media di 100 ml di pioggia per metro quadro, la terra sta ricevendo troppa acqua. Per CIA Padova è presto per fare un bilancio, ma l'attuale alternanza di periodi siccitosi e fitte precipitazioni a macchia di leopardo non può che essere deleteria. Questa cosa qua ha due effetti. Il primo è una riduzione delle temperature e quindi per tutto quanto quello che riguarda le colture orticole, per esempio, può esserci un risentimento da parte della crescita delle piante. Per quanto riguarda invece i seminativi, il ristagno idrico è estremamente preoccupante. Questo può provocare ovviamente dei marciumi radicali piuttosto che proliferare di malattie. La pioggia unita ai venti forti rischia l'allettamento del grano e quindi una riduzione della produzione per ettaro del grano. Per quanto riguarda il lungo termine, ci sarà sicuramente la necessità di pensare a meccanismi di invaso, per cui di trattenuta di acqua quando arriva, proprio come in queste situazioni, in maniera da poterla distribuire nei momenti in cui quest'acqua non c'è e non ci sono fenomeni piovosi. La mancanza di sistemi di accumulo, di fatto, permetterà alla siccità di perdurare anche a precipitazioni concluse. Nel frattempo i campi della Bassa si inzuppano e con essi le prospettive di una stagione di raccolta equilibrata. A Villa Estense i dati raccolti da Coldiretti parlano di 200 ml d'acqua caduti da aprile ad oggi, 95 solo nelle ultime ore. La pioggia insomma c'è, ma cade in modo diverso dal passato e servono nuove strategie per imbrigliarla. Sono fondamentali oggi degli invasi, quindi costruire degli invasi che poi daranno acqua nel periodo siccitoso estivo, e da parte degli agricoltori cercare di evitare sprechi di acqua, quindi magari limitare i trattamenti, le irrigazioni estive con i cannoni a 12 bar di pressione che magari sparano tanta acqua, ma magari privilegiare manichette, quindi i sistemi a goccia che permettono di arrivare alle radici ma utilizzando poca acqua. Al di là del momento contingente, la consapevolezza è che il cambiamento climatico è già in atto nel territorio veneto. Servono nuove misure di contenimento e conservazione dell'acqua, servono tecnologie adatte ad un clima mutato e scelte politiche che tutelino davvero il territorio. È un territorio che per sole 24 ore di pioggia va in difficoltà e quindi questo ci impone di fare un piano di interventi perché il territorio sia più pronto ad accogliere le precipitazioni atmosferiche piovose. Queste cadute d'acqua che una volta erano più prolungate nel tempo invece adesso sono più concentrate in poco tempo.